Buongiorno, bentrovati. Lunedì c'è il focus dedicato allo sport su Telecolor. Intanto prima di cominciare la nostra trasmissione di oggi, ribadiamo che per il prossimo anno, per il prossimo campionato, c'è la stagione 24-25. La nostra emittente si è aggiudicata i diritti per trasmettere in diretta e in maniera esclusiva in ambito locale chiaramente 4 partite del Catania che riguarderanno il campionato di Lega Pro. Vi offriremo anche la sintesi di tutte le partite, quindi la differita di tutte le partite di questa stagione, e quindi vi faremo compagnia, vi racconteremo la stagione del Catania non solo con chiaramente le dirette, ma anche con diretta stadio che vi accompagnerà per tutta la stagione, con i vari programmi a partire da corner, con anteprima corner e poi anche con preview assieme a Marco Carli. Tutto questo per dire che dal prossimo 24 di agosto saremo qui pronti a raccontarvi la nuova stagione per quanto riguarda il campionato di Serie C, in particolare chiaramente le vicende che riguardano il Catania. Buon pomeriggio intanto ad Alessandro Vagliasini, che vedo collegato per parlare per l'appunto di quanto avviene. Lasciami dire, in casa Catania. Torna a casa. Il Catania torna a casa, ma in realtà non era mai andato via, diciamo così. È sempre stato... C'è stato un passaggio dalla D alla C, insomma, che abbiamo seguito in prima linea, e quest'anno, insomma, speriamo che possa fare rima con un'altra vittoria del Catania. Speriamo Alessandro, speriamo editoriale. Auguriamoci chiaramente che le cose vadano per il meglio e che comunque questa campagna trasferimenti vada così come deve andare, perché l'impegno, come sottolineavi tu, del nostro editore è davvero importante, per sostenere e supportare chiaramente quella che poi è l'amore, la passione dei tifosi del Catania, che non sono soltanto chiaramente su Catania, sulla regione siciliana, ma anche nel resto del mondo. Alessandro, allora, dicevamo, speriamo che la stagione dia poi le soddisfazioni giuste, no? E fino a questo momento il Catania lavora ormai da 15 giorni, diciamo, abbondanti ad Assisi. Mancano ancora diversi tasselli, come ha detto Mimmo Toscano al termine della seconda amichevole. E vogliamo affrontare allora questo argomento prima di vedere le partite che il Catania giocherà, perché il calendario oggi è stato definito nei particolari, le prime 7 giornate. Magari parliamo un po' di mercato e poi torneremo a vedere quali saranno gli impegni, dai. Sì, è da settimane che continuiamo a dire quale sia il nodo del decollo definitivo del mercato del Catania, è rappresentato dagli esuberi che insomma, per motivi di ingaggio, per consigli dei procuratori, per tutta una serie di motivazioni che abbiamo già sviscerato, tentennano a cambiare casacca o cercano di arrivare agli ultimi giorni di mercato per, tra virgolette, prendere per il collo il Catania, visto che principalmente tutti questi giocatori, per andare altrove, chiedono una buona uscita perché legati al Catania da contratti pluriennali. Ancora, diciamo, non si è mosso tutto questo lavoro in uscita, o almeno per quello che riguarda i giocatori con gli ingaggi più alti, però nelle ultime ore possiamo dire, Angelo, che sembrano addirittura d'arrivo alcune partenze. Allora, innanzitutto quella di Ladinetti, che tornerà al Pontedera. Per quanto riguarda Welbeck e Costantino, c'è stata una richiesta di informazioni e un avvio di dialogo col Catania da parte della Lucchese, che però non sembra interessata a Di Carmine, quindi Costantino e Welbeck nel mirino della Lucchese. Per quanto riguarda gli altri interessi di mercato verso altri calciatori in maglia rosso-azzurra, c'è da registrare l'interessamento dell'Ascoli per Marsura, ma anche qui il discorso è legato alla buona uscita. Per quanto riguarda invece i giocatori di ingaggio più alto, parliamo per esempio di Chiricò, di Teio o dello stesso Zammarini, la questione è più complessa, perché torniamo ai discorsi che abbiamo fatto in premessa di questo collegamento. In ogni caso il Catania sa di dover intervenire
in difesa con un altro difensore centrale, nella previsione che Silvestri comunque resti alla corte di Mimmo Toscano, quindi almeno un difensore centrale, e su questo reparto l'interesse per Golemic del Vicenza è confermato, tra l'altro è stato trattato l'anno scorso al Catania quando militava nel Crotone. Servono due quinti, due esterni per chiudere le coppie. In questo momento abbiamo Bois e Anastasio a destra e a sinistra, servono altri due omologhi per completare le coppie, e poi sicuramente servono interventi dalla tre quarti in su. Ecco perché interessa Merola, è confermato l'interesse a Redan del Venezia, giocatore che però viaggia su un ingaggio di 400.000 euro, ma più che su questo tema a cui eventualmente parteciperebbe il Venezia, c'è da vincere la resistenza, almeno attuale, del giocatore a scendere di categoria e quindi a trasferirsi in Serie C. Per quanto riguarda la prima punta, il Catania si è mosso già da tempo e con tutti gli argomenti su Guido Gomez e il Crotone. Sembra insomma l'obiettivo in attacco più vicino alla concretizzazione, ma potrebbero arrivarne due in questo ruolo. Chiuso il discorso mercato, Angelo, passiamo invece alla partita di sabato, la partita di Coppa Italia contro la Carrarese, Coppa Italia Frecciarossa, Coppa Italia VIP per intenderci, per fare una considerazione. Il Catania ci arriva con un reparto d'attacco ridotto all'osso, perché Cianci non recupererà, alle prese con un infortunio muscolare, ne avrà ancora per alcune settimane. D'Andrea è uscito malconcio dall'ultimo test disputato nei giorni scorsi, ha avuto un problema, una contusione al ginocchio, verrà valutato oggi con degli esami strumentali, però la sensazione è che difficilmente recupererà in tempo per la partita con la Carrarese, e quindi servirà a individuare dei profili candidabili per una maglia nel reparto attacco, e allora il Catania quasi certamente utilizzerà i giocatori in odore di partenza ma che sono partiti in ritiro con la squadra. Parliamo di Chirico, parliamo di De Luca e dello stesso Popovic, perché non ci sono altre alternative di ruolo. Quindi una contingenza di difficoltà in più per Mimmo Toscano in vista di questo debutto in una partita importante che può valere, in caso di passaggio del turno, l'incrocio con il Cagliari, quindi un incontro di cartello che potrebbe aumentare il tasso di autostima della squadra. Alessandro, Sì. tutto questo senza considerare eventuali ingressi, chiaramente altre operazioni in entrata, perché se dovesse arrivare una punta Angelo, magari... però, sì, Angelo, metti che venga concretizzata questa operazione, facciamo esempio domani, insomma in 3 giorni, non so fino a che punto tu puoi prendere un attaccante e buttarlo subito nella mischia, magari a corto di condizione, rischi di prendi un infortunarlo. attaccante però che sia allenato, non prendi un attaccante che non ha... Ecco. Attaccante che sia allenato senz'altro, ma che ovviamente necessita dei tempi tecnici Per di adeguarsi. inserimento nella rosa, però Certo. indubbiamente poterlo averlo a disposizione senz'altro, magari lo porti in panchina, lo utilizzi a partita in corso. Sugli 11, sulla formazione iniziale, come ti dicevo, mancando Cianci certamente, mancando D'Andrea molto probabilmente, ti restano Chirico, De Luca e Popovic. Allora, Quindi è evidente che dovrai fare ricorso a questi giocatori. allora, questo è per... ci siamo proiettati in qualche modo alla partita. Sulla prima partita ufficiale. La prima partita di questa stagione, la partita di Coppa Italia, il primo turno, diciamo la fase eliminatoria. Posso cui... dire, Angelo, sì. perdonami, che magari ci aspettavamo un test amichevole di più alto coefficiente di difficoltà in questi 15 giorni, perché tutto sommato sono stati 2 test insomma contro avversari dilettanti, ecco, Si era essendo parlato di una squadra di Serie C anche, si era parlato. dico, io l'avrei allestita un'amichevole, diciamo, più impegnativa per testare meglio la condizione generale in vista della partita di sabato. Dico, l'anno scorso ci sono state tante critiche perché il Catania Zafferana non ha fatto un ritiro insomma ottimale, non ha avuto impegni amichevoli di un certo livello. Ci siamo spostati ad Assisi, ben venga, ma le amichevoli non sono state probanti a mio avviso. Allora, la Carrarese il 3 di agosto. Alessandro, adesso
cerchiamo di sviscerare queste prime 7 giornate del campionato, perché come dicevi tu stamattina sono stati annunciati quelli che sono i primi 7 turni con i relativi orari, e a questo punto scopriamo e sveliamo la nostra grafica. Vedete il calendario del Catania che riguarda agosto e settembre, perché a settembre arriviamo con queste 7 partite. Sì, c'è un infrasettimanale alla sesta, nella proiezione di un doppio turno casalingo, mercoledì, domenica, Catania, Audace, Cerignola e Catania Monopoli. Per quanto riguarda l'avvio, il Catania giocherà di sabato alle 18 a Potenza, campo neutro contro il Sorrento. Di fatto apre la stagione il Catania, esatto, assieme sì. al Picerno che ospita l'Avellino. Esatto, e poi avremo un posticipo 20:45 di lunedì 2 settembre Catania-Benevento, per poi inaugurare diciamo, la sfida con la Juventus Next Gen, che quest'anno è stata inserita nella girone C, e insomma un inizio di campionato. Avevamo commentato alla stesura dei calendari, insomma, il coefficiente di difficoltà del calendario del Catania, dicendo che il Catania secondo me ha un girone d'andata da ottimizzare per distribuzione delle partite, per numero di partite da disputare al Massimino, e quindi su queste partite il Catania deve iniziare a mettere i primi mattoncini per erigere, insomma, una costruzione quanto più affascinante possibile. Fra l'altro, Alessandro, 2 sole partite di domenica nelle prime 7, perché il Catania giocherà prima sabato, poi lunedì, poi tornerà di sabato, ancora sabato, l'infrasettimanale solo 2 domeniche. Giocherà di domenica a Giuliano alle 18:30 il 22 settembre, e poi al Massimino la partita che dicevamo prima in notturna contro il Monopoli il 29 di settembre. Beh, un calendario, non dico tutto chissà che tra queste partite magari già ce ne sia qualcuna che trasmetterà in diretta Telecolor. Beh, per queste trasferte chiaramente che abbiamo visto. Lo vedremo ancora. Perché parliamo di partite in trasferta, certo, 4 partite in trasferta. E quindi su queste 4 certamente potrebbe essercene una che andrà trasmessa proprio dalla nostra rete, così racconteremo dunque la prima trasferta stagionale del Catania. Alessandro, prima di salutarci, abbiamo toccato brevemente il discorso campagna abbonamenti, una campagna abbonamenti che è iniziata con poco più di 3.000 diciamo, tessere staccate. Forse non c'è stata la risposta che ci si attendeva in casa Catania, anche se stamattina Grella, con un'intervista rilasciata a Giovanni Finocchiaro sul quotidiano La Sicilia, si dice abbastanza soddisfatto per come sta andando questo primo segmento. Ma Angelo, storicamente il tifoso del Catania attende i movimenti di mercato. Ci sono quelli che si abbonano a prescindere, sono magari i più, ma ci sono anche quelli che magari dopo l'ultima stagione così travagliata vogliono misurare, pesare bene l'organico per poi dare fiducia sottoscrivendo l'abbonamento. Soprattutto gli attaccanti, Angelo, sono quelli che smuovono insomma, la corsa all'abbonamento. Ma l'anno scorso ci fu De Luca, no? Che richiamò magari tantissimi appassionati allo stadio di Carmine, chiedo scusa. Sì. L'anno prima c'era stato De Luca e non solo per la stagione di Serie D. E forse poi, vista la resa di Carmine, quest'anno i tifosi del Catania vogliono un profilo ancora più importante, più giovane e che abbia insomma tanti gol nei piedi per suscitare l'entusiasmo che attendono appunto i sostenitori rosso-azzurri. Allora, speriamo bene. Intanto nelle prossime ore certamente ci saranno delle operazioni sia in uscita di cui tu già ci hai parlato, con ogni probabilità ci potrebbe essere qualcosa in entrata, considerate le uscite, perché tutto ruota attorno a quelle che sono le cessioni. Allora, il Catania, Angelo, secondo me in entrata farà altre 6-7 operazioni complessivamente, reparto per reparto. Quindi per una rosa di 24-25 uomini, grosso modo. Esatto, però ne devono uscire tanti, non necessariamente oggi a un'uscita deve corrispondere un'entrata, ma anche per una questione proprio di equilibri. Il Catania sta cercando intanto di liberarsi di alcuni contratti, abbiamo parlato prima
di Latinetti, di Costantino, di Welbeck, ma ci sono altri giocatori che chiaramente hanno interessi da parte di altre squadre. Ecco, da queste operazioni in uscita decollerà definitivamente il mercato in entrata del Catania. Guarda, facendo così conti in maniera molto semplice, una quindicina le operazioni in uscita che il Catania dovrà complessivamente realizzare per portare la rosa al numero di cui facevamo prima riferimento. Grazie allora ad Alessandro Vagliasini. Grazie. Noi ci fermiamo qui. Ci rivediamo per corner. Ci rivediamo per anteprima corner. Il 26 settembre. 26 di settembre. 26 agosto. 26 agosto, hai ragione. Pensavamo insomma fosse più lunga la vacanza. Esatto. Va bene. Grazie. Ci salutiamo qui. Buone ferie a tutti e alla prossima. Grazie anche a te Alessandro. Allora, vedo già collegati sia Sergio Colosi che Marco Gulà da Messina e da Palermo. Fra poco li sentiremo. Ci fermiamo brevemente. Restate con noi perché adesso parliamo di Palermo, dell'amore che Brunori ha ufficialmente dichiarato sui mezzi social e mezzi canali ufficiali del Palermo proprio per i colori rosanero, e quindi resterà anche per la prossima stagione a Palermo. Poi parleremo anche di Messina e vedremo se questa trattativa andrà a buon fine per la cessione oppure no. Tutto questo ce lo dirà Sergio Colosi nella circostanza, fra pochissimo. Torniamo di nuovo in diretta, come abbiamo anticipato, adesso ci colleghiamo con Palermo e con Messina. Andiamo prima da Marco Gulà a Palermo. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio a tutti. Lasciami salutare anche Sergio Colosi, buon pomeriggio anche a te Sergio. Buon pomeriggio Angelo e un saluto a tutti, a Marco e ai nostri telespettatori. Bene, fra poco vengo da te Sergio per capire cosa sta succedendo in casa Messina, cosa potrebbe succedere in casa Messina. Intanto da Marco Gulà, perché c'è stata questa dichiarazione di Brunori, insomma ha rotto un silenzio che durava da parecchio tempo, c'erano state tante voci sul suo futuro, il giocatore si era capito, aveva voglia magari di cambiare casacca, di giocare in Serie A, non si può concretizzare evidentemente questo suo desiderio, almeno in questa sessione di trasferimenti estivi, e allora Brunori si ripresenta come capitano del Palermo, pronto a dare una mano per la scalata in Serie A. Marco, sentiamo anche l'intervista fra non molto, tu che cosa ci vuoi dire in più? Ma guarda Angelo, sembrano un po', sai, quelle storielle, diciamo, estive d'amore tra ragazzini, sai, diciamo, ci si lascia a maggio e poi ci si riprende a settembre, insomma, è un po' la sintesi di quello che è successo. Brunori, insomma, aveva qualche mal di pancia, voleva giocare in Serie A, il Palermo però non ha mai ceduto, Palermo poteva cedere Brunori ma alla cifra che chiedeva, ovvero circa 7-8 milioni di euro. Questa cifra ha un po' scoraggiato le pretendenti che comunque c'erano anche da parte della Serie A, c'era il Lecce, c'era l'Empoli, anche il Genoa aveva strizzato l'occhio a Brunori, ma ovvio che questa cifra ha un po' allontanato tutte le pretendenti. Quindi nel momento clou, quando ovviamente Brunori doveva decidere se eventualmente accettare anche altre squadre, altre società della Serie B come la Cremonese, ha deciso invece di fare un passo indietro e quindi rimanere a Palermo. L'abbiamo letta così, ma è questa la vera lettura. Poi ovvio che Brunori, nell'intervista che a breve sentiremo, dichiarerà amore eterno ai colori del Palermo. È un giocatore che comunque è assolutamente funzionale anche al modulo di Dionisi, e per il Palermo sarebbe stato un grave danno ovviamente privarsi di un attaccante di questo calibro, perché è ovvio che poi se va via Brunori deve andarla a sostituire, e in B ma soprattutto anche in A in questo momento non ci sono tanti attaccanti disposti a scendere in B e quindi a rilevare insomma il posto di Brunori. Quindi secondo me è stata la migliore soluzione per entrambe le parti. Sentiamo allora Brunori. Io sono fiero di indossare questa maglia, di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club. Ho sempre onorato e rispettato questi colori e lo continuerò a fare. Io e mia moglie abbiamo scelto di far nascere nostra figlia a Palermo e l'abbiamo voluto fortemente per il legame che abbiamo costruito in questi 3 anni con questa città.
A Venezia evidentemente mi sono espresso male, il mio intento era far passare il messaggio che comunque ci vuole equilibrio, sia quando le cose vanno bene e andranno bene, sia quando le cose vanno meno bene, di avere un equilibrio e di non esaltarsi nel momento di gioia e non deprimersi nel momento magari di delusione. Il Palermo sicuramente andrà in Serie A, è solo questione di tempo. Giocare davanti a 30.000 persone è una marcia in più e questo deve essere la nostra forza. Allora, parole chiaramente in alcuni casi quasi di circostanza, in altre sembra trasparire una certa voglia, forse anche a questo punto, considerato che dovrà andare in campo, di Brunori di rimettersi in gioco, di dimostrare insomma quelle che sono le sue qualità. Marco. Palermo ha bisogno di Brunori, come Brunori ha bisogno del Palermo, perché comunque Brunori poteva anche andare in un'altra società, che se ci fossero state ovviamente delle offerte adeguate, avrebbe meritato anche la Serie A per quello che ha fatto vedere, diciamoci la verità. Brunori insomma è un lusso per la categoria e quindi insomma il Palermo a questo punto se lo tiene stretto, è abbastanza, come dicevo poc'anzi, anche funzionale al 4-3-3 di Dionisi, se metti due esterni come appunto Di Francesco da un lato e chissà poi uno tra Pua che invia insomma una trattativa ormai in via di definizione con Nantes, o lo stesso anche Di Mariano Insigne, il Palermo rischia comunque anche di avere un attaccante abbastanza, di avere un attacco abbastanza pesante. Quindi alla fine insomma questa telenovela forse si è conclusa nel migliore dei modi, sia per il Palermo ma anche per Brunori, perché sicuramente da là in questo momento non ci sono tante società che possono spendere questa cifra, 7-8 milioni di euro, forse il Genoa, ma prima deve vendere Retegui e poi ovviamente provare ad avere un altro, a ingaggiare un altro attaccante. Come dicevo poc'anzi, mercato a Pua ormai in via di definizione, Palermo deve anche fare qualche eccezione, un po' come il Catania, come raccontava il collega Vagliasindi, certo non 10-12 operazioni, ma il Palermo deve anche sfoltire un po' la rosa. Fella lo ha ceduto, Bro lo deve cedere, anche Stulaz non rientra più nei piani del club, quindi qualche eccezione il Palermo la dovrà fare. Marco, prima di salutarci, sta per chiudersi diciamo, la parentesi inglese del ritiro palermitano, ci sarà ancora un'altra amichevole, credo sabato se non ricordo male, per poi chiudere e pensare alla Coppa Italia che arriva in trasferta contro il Parma nel turno eliminatorio. Possiamo tracciare un bilancio per quello che abbiamo visto fino a qui? Mi pare un Palermo in crescita, dopo la prima uscita non certamente esaltante, poi ha fatto bene con il Monza, ha fatto anche bene sabato con il Leicester. Sì, vabbè, come un po' tutte le squadre, primi giorni di ritiro, squadra imballata, addirittura ha perso anche con una squadra di terza categoria svizzera, poi però è cresciuto tecnicamente, atleticamente, ha vinto in amichevole contro il Monza, ha vinto anche contro il Leicester con questo gol che stiamo vedendo. Ovvio che il risultato conta pochissimo, l'ha detto anche Dionisi in conferenza stampa, però è una squadra che comunque ha dato anche ha lanciato dei segnali importanti a livello di gioco e quindi sta crescendo e soprattutto sta iniziando a incamerare sempre meglio i dettami tattici del suo allenatore. Dicevi bene, sabato amichevole contro l'Oxford City, poi primi impegni ufficiali, il primo sarà quello di Coppa Italia contro il Parma e poi Angelo l'esordio in campionato giorno 16 contro il Brescia fuori casa. Grazie allora Marco, ci racconterai le vicende del Palermo nel corso dei nostri telegiornali con lo sport, con questa finestra sportiva. Ci ritroviamo come abbiamo anticipato il 26 di agosto, torneremo nella veste di anteprima corner. Grazie a Marco. Alla seconda giornata di campionato. Esattamente, ciao Angelo, grazie. Adesso andiamo invece da Sergio Colosi, ci attesa a Messina perché di fatto il tempo sta scadendo, anzi forse è già scaduto per un'eventuale cessione, per una chiusura della trattativa che in qualche modo era stata avviata. Ufficialmente è domani, 30 luglio, ed è la data ultima per chiudere questa trattativa. C'è attesa però dalle mie notizie in possesso c'è attesa di nulla, perché di fatto il fondo americano si sarebbe definitivamente allontanato dopo che non si è trovato l'accordo, perché vuole il 100% delle quote societarie, cosa che non intende fare il presidente Sciotto, per cui dalle notizie in mio possesso non sarà assolutamente una chiusura positiva quella di domani.
E che cosa accade? Accade che Sciotto aprirà ad altri potenziali sponsor, ingressi in società con quote inferiori al 50% e con ogni probabilità non ci saranno grossissime novità nemmeno sotto questo profilo. Ma Zafferana ne sta venendo fuori un Messina con tantissimi giovani e pochi calciatori over, calciatori esperti. Non è certo questa la squadra che potrà competere in Serie C. Il campionato per il Messina inizierà il 25 agosto alle 20:45 a Franco Spogliaro, la gara contro il Potenza appunto in casa, per cui una situazione quantomeno allarmante se non catastrofica, tenendo conto che non si intravedono spiragli di soluzione. Ci vediamo anche il tecnico Giacomo Modica come abbia accettato fin qui questo incarico, tenendo conto anche dell'ottimo rapporto che ha con la tifoseria, e Giuseppe Pavone che ha anche un ottimo curriculum, come rischi di macchiarlo in questi primi mesi di Messina in cui non è riuscito ad operare come ha sempre saputo fare, proprio per le esigue se non nulle disponibilità economiche che gli sono state messe a disposizione. Sergio, chiave mercato, prima hai detto tu, sta nascendo un Messina che in questo momento è davvero carico di giovani, ma ci sono delle trattative, è stata avviata qualche trattativa per quello che ti risulta, per dei giocatori che comunque questa categoria l'hanno già fatta, magari arriveranno in prestito con ogni probabilità da altre società? Ma c'è Lia svincolato che con ogni probabilità firmerà, ed era già col Messina l'anno scorso. Antonio Marino, che è un difensore che ha grossa esperienza, si sta allenando con il Messina, ex Latina negli ultimi anni, anche lui dovrebbe firmare, come Vincenzo Garofalo, che è un centrocampista che ha giocato questa categoria con la Virtus a Francavilla. Peppe Rizzo si allena con il Messina, ha giocato nel Catania e prima ancora anche nel Messina, nella Regina, in tanti club, però il rischio anche di poter perdere altri elementi come è stato con Emmausso. Potrebbe seguirlo Domenico Franco, che è seguito dal no. Poi parliamo comunque di giocatori che in questo momento non possono darti la svolta, anche perché poi in organico ci sono tantissimi ragazzini, non c'è un attaccante over, è una squadra davvero incompleta che al momento non può competere assolutamente nella prossima Serie C. Sergio, se ci dovessero essere delle novità, chiaramente nelle prossime 24 ore ci racconterai di queste vicende. Tu hai già comunque sentenziato, sei un grande conoscitore dei fatti di calcio di Messina, ci hai detto insomma che il Fondo Americano ormai ha abbandonato l'idea di chiudere quella che era una trattativa, un preliminare che era stato sottoscritto con il presidente Sciotto. Grazie, aspettiamo i tuoi aggiornamenti nel corso dei telegiornali. Grazie a Sergio Golosi. Noi ci fermiamo qui con il focus dedicato allo sport. Torniamo il lunedì pomeriggio alle 14:30 con Anteprima Corner il 26 agosto, qualche settimana di vacanza. A tutti voi l'augurio di buone vacanze e intanto buon proseguimento con i nostri programmi.